Buongiorno da Sicilia 24, i nostri titoli. Trapani ferisce a coltellata il suocero e dichiara di essersi difesa dalla violenza sessuale. L'uomo aveva dichiarato di essere stato colpito da un extracomunitario. Palermo, arrestati 2 minorenni che seminavano il terrore nei quartieri con le rapine. Da Borgonuovo il monito dell'arcivescovo Lorefice che ha detto: se il degrado continua la città cadrà nella paura. Si è svegliato dal coma Salvatore Sinagra, vittima di un pestaggio alle Canarie. L'aggressore 2 anni fa aveva colpito brutalmente un anziano. Esplosioni e colata sull'Etna che dà ancora spettacolo. Per la nube di cenere chiusi 2 spazi aerei, ma voli regolari. La Tari è odiosa, non hanno dubbi i catanesi in città. La tassa dei rifiuti in Sicilia è tra le più alte d'Italia. Invasione di cuoricini per San Valentino. Non tramonta la voglia di festeggiare il giorno dedicato agli innamorati. Preparativi in corso per la cena più romantica dell'anno. A Sanremo Marcella canta La donna indipendente dietro un accattivante ritmo dance. L'artista catanese dedica al fratello Gianni la sua esibizione nella serata delle cover. Calcio in Serie C, il Catania punta al secondo successo consecutivo. Domenica al Massimino arriva la Casertana, imperativo vittoria in B per il Palermo contro il Mantova. Bentrovati, andiamo subito a Trapani. C'è stato un accoltellamento, una donna ha ferito gravemente il suocero e ha dichiarato di averlo fatto solo per difendersi da una tentata violenza sessuale. Il grave episodio è avvenuto in un B&B, ma sentiamo i particolari da Laura Spanò. Un accoltellamento dai contorni ancora da chiarire, quello avvenuto stamane nella zona di via Catito a Trapani, nei pressi del Palazzo di Giustizia. La vittima è un uomo di 65 anni, Giovanni Anguzza. A colpirlo con alcuni fendenti la nuora, che sostiene di essersi solo difesa. Il suocero pare volesse violentarla, ma sulla vicenda sta indagando la polizia. Secondo le prime indiscrezioni l'aggressione sarebbe avvenuta in un B&B al culmine di una discussione per futili motivi, degenerata poi nell'accoltellamento. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Sant'Antonio Abate, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Anguzza avrebbe raccontato alla polizia e ai medici dell'ospedale di essere stato aggredito per strada da un magrebino, ma la sua versione è crollata dopo la visione delle immagini di videosorveglianza della zona da parte degli investigatori, immagini che hanno ripreso il momento in cui l'uomo esce dal B&B e poi finisce al suolo. Al pronto soccorso è finita anche la donna. Se ne parla meno, ma non accenna a rientrare l'allarme baby gang e violenza di strada a Palermo. 2 giovanissimi di soli 15 anni, pensate, sono stati arrestati nelle ultime ore perché ritenuti il terrore di 2 interi quartieri presi di mira da rapine in serie. Sull'argomento è intervenuto anche l'arcivescovo Corrado Lorefice. Manlio Viola. Erano diventati il terrore dei commercianti di Palermo. 2 minorenni prendevano di mira esercizi commerciali, rider, passanti e chiunque capitasse loro a tiro. Una sorta di mini baby gang per identificare la quale la polizia ha impiegato alcune settimane di indagini. Si tratta di 2 quindicenni, uno dei quali adesso è ristretto in comunità. Ai 2 vengono contestati una serie di furti commessi insieme non solo a Palermo ma anche a Menfi nel Trapanese e diverse rapine. Ci sarebbero poi rapine che i 2 avrebbero compiuto ciascuno per i fatti suoi. Uno dei 2 giovani avrebbe iniziato minacciando farmacisti con un bastone e poi si sarebbe evoluto. Le successive rapine di gennaio sarebbero state commesse con una pistola semiautomatica. Di fatto non accenna a rientrare dunque l'allarme generale baby gang a Palermo. I 2 minorenni sono soltanto alcuni dei giovani che terrorizzano la città. Oltre alle rapine che vengono commesse nel tardo pomeriggio, di solito la notte è terreno di furti con vetrine spaccate, senza considerare le violenze di strada, le rapine ai giovani della movida e ai turisti, le risse frequenti. Appena ieri l'arcivescovo Corrado Lorefice, in occasione dell'assemblea pubblica a Borgonuovo per presentare gli interventi del decreto Caivano bis che porterà a lavori di riqualificazione urbana per 42 milioni nel quartiere, ha lanciato un monito agli amministratori locali. La mafia, ha detto, è ancora padrona del territorio perché dà pane e dà lavoro, e se continua questo degrado ha terreno fertile per reclutare fra i giovani. Un degrado, comunque, ha aggiunto, che porta alla violenza anche senza l'intervento di Cosa Nostra e che conduce la città verso la paura.
Salvatore Sinagra, vittima di una brutale aggressione 18 giorni fa a Lanzarote, si è svegliato dal coma, ma resta in terapia intensiva. L'aggressore, un 25enne, è stato arrestato dalla Guardia Civile già in carcere. Non è nuovo a simili episodi. Nel 2023 aveva aggredito brutalmente un anziano. Laura Spanò. Dopo 18 giorni di coma finalmente si è svegliato Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana, vittima di un'aggressione nella notte tra il 25 e il 26 gennaio a Lanzarote, nelle Canarie. Le sue condizioni sono in miglioramento, ha raccontato il padre Andrea. Per la brutale aggressione è stato arrestato un 25enne del posto. Salvatore alterna momenti di lucidità al sonno, parla e prova a muoversi, un momento tanto atteso dalla famiglia ma anche molto delicato questo. Per lui è come se il tempo si fosse fermato, il suo cervello sta cercando di riorganizzare le informazioni, ricostruire i ricordi e riprendere il controllo della realtà. Salvatore rimane ancora comunque in terapia intensiva, viene monitorato dai medici. Se tutto procede bene, nei prossimi giorni potrebbe essere trasferito in un altro reparto. Il responsabile dell'aggressione a Sinagra, un 25enne con precedenti penali per presunti reati di furto e traffico di droga, è stato arrestato dalla Guardia Civile. Ha confessato di avere colpito Sinagra sotto l'effetto di droghe con un pugno, senza l'uso di altri oggetti. È intenzionato a provocare una rissa. Lo stesso 25enne ha specifici precedenti, era stato già coinvolto in una violenta aggressione contro un anziano 2 anni fa a Lanzarote. Il fatto avvenne nel giugno del 2023. Il 25enne e un suo complice furono condannati per il reato di danneggiamento. Avevano prima danneggiato l'auto sulla quale viaggiava l'anziano, poi aggredito brutalmente e la Corte inflisse loro una multa. Sull'Etna, andiamo sull'Etna con le immagini, ancora intensa l'attività esplosiva nel cratere aereo. La Tari è odiosa, lo dicono i catanesi, la tassa dei rifiuti in Sicilia è tra le più alte d'Italia, ma i servizi non corrispondono a dei costi così elevati. Adelaide Barbagallo. Una tassa insopportabile, molto costosa e mal digerita dai contribuenti. La Tari è odiosa, schifosa e maledetta. Certo che è odiosa questa tassa, anche perché noi paghiamo molto più di tutte le altre città d'Italia e i servizi non è che sono quelli ottimi, no? Quindi quello che paghiamo non giustifica la realtà che viviamo. Penso che si dovrebbe migliorare di più molto il servizio anziché aumentare la tassa. La Sicilia paga tasse sui rifiuti tra le più alte d'Italia e anche quando non sono le più alte pesano nelle tasche delle famiglie in proporzione molto di più. Lo rileva uno studio della UIL. Pago 700 euro l'anno, qua stiamo andando a pagare, siamo due. Non mi è arrivato a casa e quindi... Stiamo pagando 700 euro l'anno. L'ho andato a cercare io. Quello che fa più infuriare i cittadini è che a un costo così elevato non corrispondono servizi adeguati e avviene in città con tanti turisti. Dovrebbero essere una parte dei soldi portati dai turisti utilizzati per pulire la città in ogni suo angolo, in ogni quartiere. Trapani con 511 euro e Siracusa con 481 sono nella top 10 delle città italiane con i costi più alti. Sopra la media nazionale anche Catania, Agrigento, Palermo, Ragusa. A pochi giorni dall'inizio dei lavori siamo entrati nel Castello Ursino di Catania, dove è in corso il trasloco dei reperti per consentire l'apertura del cantiere per la riqualificazione. La responsabile ha detto ogni pezzo è stato tracciato. Lorena Dolci. Questo è un trasferimento di opere d'arte, quindi questi sono imballati i quadri dell'Ottocento che erano dei pittori dell'Ottocento che erano già esposti in Pinacoteca. Verranno trasferiti a Santa Chiara nella Pinacoteca che è già stata allestita e il pubblico ha già visto. Gli imballaggi procedono con cura per trasferire una parte del patrimonio del Museo del Castello Ursino, dove il 3 marzo inizieranno i lavori di riqualificazione. La soprintendenza ogni mattina viene qui con 2 funzionari insieme a noi e presiede a tutte le operazioni di impacchettamento e di custodia dei reperti. Al Castello Ursino ogni piccolo pezzo, anche il più piccolo e magari insignificante come può essere questo pezzo, è stato fotografato, video ripreso e digitalizzato e quindi inserito in un archivio.
Tra i pezzi più pregiati questo mosaico dei Mesi trovato in piazza Santa Maria del Gesù o quest'aquila che decora uno stemma nobiliare. Qui siamo nell'ala est, dove sarà realizzato il nuovo ascensore che collegherà tutti i livelli. Al piano superiore vasi e anfore sono stati spostati per paura delle vibrazioni, mentre altri reperti per ora rimangono, come questo importante fregio in marmo. 2 anni il tempo previsto per la fine dei lavori, che riguardano anche il rifacimento degli impianti e del tetto. L'intento dell'amministrazione, il mandato che ci ha dato anche il sindaco, è quello di lavorare al castello pur mantenendo i 2 anni di tempo previsti con delle riaperture parziali. In attesa che il castello riapra più moderno ed efficiente e con 5 nuove sale, sarà visitabile il fossato. E noi realizzeremo con la nostra direzione dei percorsi di visita del fossato, di modo che resti qualcosa da visitare anche del maniero federiciano. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ritorneremo per una invasione di cuori, visto che oggi è San Valentino. Siamo al calcio, domenica al Massimino arriva la Casertana invischiata nella lotta a salvezza. Il Catania ha necessità di dare continuità alla vittoria sul campo del Monopoli. Toscano ritrova Frisenna e Quaini dopo la squalifica. Francesco Triolo. Adesso viene la parte più importante, forse anche la più difficile, confermarsi. Dopo la vittoria in casa dell'ex capolista Monopoli, il Catania è chiamato a dare seguito a quel successo che ha riportato fiducia ed anche entusiasmo nell'ambiente rossazzurro. La classifica ancora è quella che è, non certo soddisfacente per le ambizioni e le aspettative. Il match di domenica pomeriggio contro la Casertana rappresenta quindi un'opportunità da non sprecare per dare continuità al risultato di domenica scorsa. A Monopoli i rossazzurri, oltre ad aver vinto, hanno dimostrato a se stessi prima di tutto che se riescono a rimanere dentro la partita per 90 minuti possono battere chiunque, e dovrà ricominciare a farlo approfittando del turno davanti al proprio pubblico. L'ultima apparizione al Massimino è coincisa con la vittoria contro il Giuliano e proprio lo stadio di casa deve diventare da qui alla fine del torneo il fortino della squadra in Mimmo Toscano. Allenatore che difficilmente potrà recuperare qualcuno degli infortunati, mentre potrà contare almeno sui rientri dei giocatori reduci alla squalifica. Frisenna e Quaini, insomma, che però dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. L'ex Messina è un'alternativa ai 2 mediani, il secondo può giocare anche da braccetto contro la Casertana, quindi è probabile vedere una squadra molto simile a quella vista a Monopoli, magari con una maglia da titolare ancora per De Paoli, che in Puglia è uscito per un fastidio, ma dovrebbe essere fra i disponibili per la gara di domenica. La Casertana è reduce dalla sconfitta casalinga col Cerignola, la classifica non è felice, c'è sempre l'incognita di Turris e Taranto che potrebbero riscrivere la graduatoria. Ecco perché i campani al Massimino non verranno certo in gita. E adesso al Palermo che scalda i motori in vista del match di domenica al Barbera contro il Mantova. Rosanero, che fino alla prossima sosta di campionato avranno 5 partite per poter riscrivere la propria classifica. Marco Gullà. 5 partite per riscrivere la classifica. Il Palermo da domenica proverà a cambiare marcia. 5 gare, la prima al Barbera contro il Mantova per occupare stabilmente la zona playoff prima della sosta di marzo. Poi il Cosenza sul fondo della classifica e il Brescia, altra partita apparentemente alla portata dei siciliani. Successivamente i rosaneri affronteranno la Sampdoria, che ha avuto un torneo a ribasso nonostante venga da 2 successi, e poi infine la Cremonese. Palermo che dopo il pari con lo Spezia non ha più alibi. Domenica contro il Mantova l'imperativo per la formazione di Dionisi è la vittoria. Il tecnico rosanero dovrebbe confermare la stessa formazione iniziale del Picco. Ci sono pochi dubbi, se non sulle fasce laterali, visto il lavoro molto dispendioso degli esterni. Il sistema di gioco è sempre il 3-5-2, in avanti Brunori e poi Ampalo cercano l'intesa migliore e hanno bisogno di continuità. Tra i convocati dovrebbe rientrare Insigne, che però non ha tantissime chance di giocare considerato il cambio modulo di Dionisi. Nel Mantova un ex rosanero voglioso di riscatto, l'attaccante Leonardo Mancuso.
E subito dopo il nostro telegiornale, come ogni venerdì, torna Preview. In primo piano, come sempre, le vicende del Catania. Ne discuterà in studio Marco Carli con gli ospiti e con l'ex attaccante rossazzurro Alessandro Ambrosi. Non mancheranno l'analisi tattica della prossima partita con la Casertana e le ultime sulle altre squadre siciliane di Serie C, Messina e Trapani. Dunque vi lascio a Marco Carli e a Preview e vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19. A tutti un buon proseguimento di giornata.